Eder. Mech. Pallister. Ciao Eder. Finalmente possiamo collegare altri elementi al quadro che abbiamo ricostruito. Dopo aver ottenuto il collegamento tra la vedetta scooter e l'auto che preleva la Lily, per poi portarla in una zona appartata boschiva. Ma prima di parlarvi dell'acqua ossigenata e della pulizia fatta su Lily, vorrei ricordarvi che alcuni testimoni quel giorno sentirono grida in alcune zone del bosco, ad oggi rimaste senza un autore. E ciò deve essere meglio chiarito ancora. Allora, oggi spiegheremo l'utilizzo dell'acqua ossigenata ad opera dei terzi, considerato che i suoi elementi vennero trovati nel sangue di Liliana. Ora gli inquirenti, come ricorderete, hanno rinvenuto nel sangue di Lily la sostanza 8-idrossichinolina, che tra le altre si trova anche nella composizione dell'acqua ossigenata, non solo come ipotizzato nelle creme intime o similari. Ed è qui che appuntiamo cosa hanno fatto i terzi. Dopo il litigio avvenuto con la donna, ed entro 36 ore dal suo decesso asfittico, si precisa nuovamente che la distanza viene assorbita e resta in circolo in un vivente per 36 ore. Massimo, e ciò prova che entro le 36 ore viene non ossigenata, che evidentemente è servita per pulire Lily nelle zone di contatto con le mani dei terzi, che l'hanno aggredita prima. Abbiamo già detto nel profilo psicologico espresso su tali terzi che non sono sprovveduti ma ragionano da persone grandi di mezza età ed oltre, con conoscenza di una scena del crimine sicuramente, e sanno molte cose in merito. Ciò consente loro di sapere come gestire la vicenda perfettamente, signori. Non è chi non veda che tali terzi, ripetiamo almeno 3 persone con la presenza di una donna, conoscono come si costruisce una scena crimine, conoscono elementi di medicina e di primo soccorso, sanno che nel litigio si creano tracce ed impronte proprie, sanno che si devono togliere, e lo faranno usando anche l'acqua ossigenata, e del resto hanno tenuto il corpo a loro disposizione per settimane, considerando che solo la notte del 4 gennaio lo porteranno al luogo di ritrovo. Il corpo è stato quindi e dirò di più, sono stati utilizzati altri sacchi per portarla lì e poi tolti, lasciando quelli rinvenuti. Tutti si sono chiesti perché ci fosse anche un sacco ai piedi che stona con un suicidio per soffocamento proprio. Lo diciamo nuovamente noi, nella misura in cui è la prova che volevano farlo il trovare integro, senza che gli animali iniziassero a divorarlo, e ciò ci dice un'altra cosa importante sui terzi e sulla loro mente, una cosa davvero importante, signori. Le loro menti hanno pensato bene di farla ritrovare. Questo è un dato importante. Un corpo che non doveva essere attaccato dagli animali, che è stato pulito con acqua ossigenata per eliminare impronte e la presenza del litigio. Un corpo che però ha lesività da aggressione, ma non solo, perché esiste anche la prova di dove è stato tenuto. Per giorni, e la ricaviamo dalla presenza della macerazione ad un piede soltanto della Lily, e ciò avviene nel caso in cui il piede ha preso contatto con ambiente umido misto a ghiaccio tipicamente presente nella parte alta del San Giovanni, che si collega al piano carsico. Ivi sono presenti anfratti, con rientranze importanti ove sicuramente hanno portato il suo corpo nella immediatezza dei fatti e lasciato per vari giorni, in attesa di capire come si evolvesse l'indagine. In quella zona alta le temperature sono sotto lo zero
ed un cadavere rallenta di molto i fenomeni trasformativi. Cavericci. Poi nella notte del 4 gennaio la porteranno giù nel luogo. Ed ecco la bomba del giorno. Siamo in grado per primi in Italia, con Eder, a darvi la direzione tenuta dall'auto una volta intercettata Lilli, che passato piazzale Gioberti si dirigeva verso la parte costeggiante della fermata bus accanto alla chiesa. Lì, presa a bordo, i terzi che conosceva la porteranno nella zona boschiva addentrata. In quel punto ove testimoni riferiscono di aver sentito grida tipiche di un litigio. Da lì esiste il collegamento verso il piano carsico più in alto, e che i terzi prendono una volta compreso di aver assistito all'incidente occorso frutto, però di un'aggressione fisica perpetrata contro Lilli in una situazione sfuggita di mano. Noi siamo convinti che la lesività alla tempia abbia affidato i fenomeni asfittici dovuti ad un processo emorragico iniziato e non corretto, con un pronto soccorso immediato a favore della Lilli. Il dolo si svolge in un anfratto del piano carsico, con presenza di gelo ed acqua, che conserverà il suo corpo. Poi, pulito con acqua ossigenata, Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.